Bene raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, torniamo dopo un bel po' di tempo su Championship Manager 2001-2002 e siamo contro Real Madrid. Siamo sentiti con una voce di merda perché vengo da una manita spaventosa nel derby, grazie, vi voglio bene, ringraziamo tutti. Sono veramente indignato, sinceramente. Si può perdere assolutamente, ma non il quinto derby così. Andiamo. Vediamo cosa combiniamo al Santiago Bernabéu. Gol del Madrid proprio. Iniziamo perfettamente. Adesso prenderò la manita anch'io. Ai ai, che disastro, raga, che disastro, che disastro, che disastro. È dura fare le cose normali, lavorare, giocare quando prendi una scoppola del genere. È ipermeritata, Scholes fuori. Meno male che almeno il Venezia ha vinto contro lo Spezia. Gol del Manred, David Beckham. Attenzione, fuori Jonsen. Cerchiamo di tenerla. Sarebbe importante un pareggio, durissima però. Dai ragazzi, fischio finale, un buon pareggio al Santiago Bernabéu, la squadra c'è. La squadra c'è, 8 punti, non siamo ancora qualificati ma siamo vicini ai quarti, infortunato per 3 settimane. Mamma mia ragazzi, che disastro, che disastro. Almeno su Championship Manager non prendiamo 5 gol e già questo è positivo. E già questa è una cosa importante, signori. Ma che do coglioni. Dai che Pioli non vede il panettone, speriamo, cazzo. L'unica speranza è quella, in un mondo difficile. Ormai ci cantano loro non vincete mai, cioè, è stato così per 15 anni, tutta l'era Berlusconi, adesso stiamo soffrendo, è il karma purtroppo, ci sta. E squalificato Paolo. Squalificato Paolo Scholes. Me la canto da solo ormai. Ai ai ai. Ok. Ora Michele Reitzinger. Vabbè, Michele Reitzinger, facciamo così. No, aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Ok. Adesso Brown, Silver, Giggs, King, Veron, Beckham, Ortega, Rud, Van Nistelrooy. Vai raga. Dobbiamo continuare a stupire in Premier. Ricordiamo che l'obiettivo è vincere qualcosa tra scudetto, Champions League, FA Cup o Carling Cup. Il Manchester quell'anno non ha vinto one cazzo. Gol di Veron comunque, gol di Juan Sebastian Veron. Dai ragazzi, gol ancora. Van Nistelrooy, dai cazzo. Ancora gol e ancora lui, Rud, Van Nistelrooy. United implacabile, turnover assoluto. Vai. Viene a fare turnover. Con sto modulo però stiamo andando bene. Ultimo cambio, standing Govation. È finita? Sì, è finita, ok. Buono.
Abbiamo vinto 28, madonna, siamo in fuga devastante, ragazzi. L'Ipswich perde col West Ham e godo. È un bel vittoria del Derby, no, vince l'Arsenal, quindi ancora siamo in un gran vantaggio, però calma. Ce ne andiamo, ce ne andiamo, ce ne andiamo in Serie B. Ok. Ronaldo infortunato. Van Nistelrooy, giocatore del mese. Van Nistelrooy è felice, felice, felice. E mi vuole bene. Mi vuole bene Rud, mi vuole bene Rud. Silvestre rotto. E allora mettiamo Pippo Neville. Silvestre fuori. Paul Scholes per Keane. Dai raga, cerchiamo di vincere contro il West Ham. Partita dura contro il West Ham. C'è di cani anche. Gol del West Ham, proprio lui. Proprio il Dica. Gol, però attenzione, Ariel Ortega la pareggia subito. Rigore, golazzo di Davide Beckham. Ancora gol, Rud. No, annullato, cazzo. Annullato. Annullato. La squadra c'è. Stiamo attenti, ragazzi. Gol del West Ham, porca miseria. Non ci voleva questo. Andiamo al posto di Beckham. Proviamoci, ragazzi. Però sembra in forma West Ham. Gol del Red Rud al 74esimo. Ancora gol di Rud. Rud da inizio, diciamo, le prime 10 giornate un po' così, adesso Rud è iper devastante, signori. Partite, attenzione, ma perché ti fai buttare fuori sul 4-2? Perché? Gol ancora del Marred, anche in 10 contro 11. E la capolista se ne va. Parato il rigore, gol Veron. Juan Sebastian Veron. Mamma mia, raga. 6-2. 6-2 l'Arsenal vince, ma ragazzi. Più 9. Mancano ancora 9 giornate. Però ragazzi. United, day, West Day. Mi appello. Sono anche soddisfatto, però che cazzo. Ma Red devastante. Respinge il ricorso. Disailone ha fatto il cappellone. Ok. Ora abbiamo qua. Togliamo Reitzinger. La riserva 4 uscì. E mettiamo. Vabbè, Ronaldo per fortunato, ma chi se ne fotte. Squadra che vince non si cambia. Una volta la squadra che vince non è l'Inter, la squadra che vince non è il Milan. Ma Red Bayern Monaco, guarda che girone, signori. Se passiamo sto girone noi siamo devastanti, cazzo. Finisce il primo tempo.
Gol del Bayern proprio adesso, che merda. Non una gran partita oggi. Anche Rud male oggi. Vediamo se i cambi fanno quel gol. Attenzione York subito. Ma il Cume indovina tutto. Il Cume indovina tutto. La gira in un minuto. E ancora, ragazzi, ma l'ho girata, l'ho girata, l'ho girata. La la la. Grandi 3-1. Mamma mia, il Manchester passa in un girone con Lazio, che la Lazio dell'epoca era ancora una sua grande squadra, Bayern Monaco e Madrid. Signore, passiamo come primi anche. Ciao fiori, ciao. Milan Leeds, sarebbe bello la sconfitta del Milan, non vince anche il ritorno, ragazzi, un Milan devastante. Adesso abbiamo il Norwich dei record, ovviamente. Allora, Pippo Reisinger, vediamo un attimo. Ok, abbiamo Beckham, Verona School, sì, ma giochiamo sempre finché la squadra va così, saliamo e vai, e passiamo anche in Champions. Vediamo cosa combiniamo contro il Norwich. Più ne vinciamo meglio è, raga, ovviamente non si sa mai, però se perdiamo sto scudetto, gol Veron, mamma mia, 15° gol di Veron. Allora, ho creato il Marred perfetto, cazzo. Ancora Veron. 3-0, tripletta di Veron, signori. Un Veron da record. Allora, turnover e vai. Ancora gol, oh peccato. Standing Govation per Verona. Mamma mia, fiori. Consoliamoci con questo Manchester. Altra grande vittoria, l'Arsenal non molla però. L'Arsenal non molla. La FA Cup questo, scusate, i quarti di finale sono un coglionazzo allora. Boh, sì, giustamente perché Desai non era squalificato, che pippa. Comunque passiamo, dai, dovremo passare. Teoricamente. Sorteggio FA Cup. Vabbè, adesso qua mettiamo le riserve, siamo già anche primi, sinceramente. A sinistra. Ok. A destra. Kin per Veron. Cole, Rud, York, Ortega. Contro il Liverpool in semifinale. Ah sì, perché giustamente solo partita semplice. Aspetta un attimo. Reitzinger fuori. Ok. Turnover massiccio. Il grande Gaizcone Mendieta, Stamming Ollex. Gol di York, bravo York. Bella stagione di York.
No, in realtà meglio quella di Cole, però dai, contentiamoci. Calipa Boy sono alla fine del ciclo. Ancora gol, Cole e Yorkie, Calipa Boys, fiore. Gol della Lazio, Kovacevic. Gol della Lazio, Simeone, vabbè, pazienza. Era chiaro, non faccio neanche cambio, devo rifarli riposare assolutamente, ci sta. Siamo già passati come primi, va bene. Ecco, te pareva. Ok, passiamo comunque al primo posto e facciamo passare la Lazio fuori Bayern e Real, ciao. C'è andata anche bene, tiriamo fuori due squadroni, god. 10 giorni Giggs. 10 giorni Ryan Giggs. Madonna, 2-0 con la Fiorentina ai quarti di Coppa Italia, di Coppa UEFA. Coppa Campioni contro il Super Depor. Attenzione. Contro il Sunderland dei record, ovviamente. Allora. Brown. Allora. Silvestrino. Da qua. Oh. Qua abbiamo Reitzinger. E mettiamo... Allora... Eccoci qua. No, scusa. Eccoci. Dopo abbiamo Scholes, Cole e York. Amministratore Big Skin. Ah no, aspetta, Juan Sebastiano. Oh. Ok. Così si sente. Perfetto. Speriamo non sia una sconfitta pesante, ma eravamo già passati, dai, cacchio. Partita collosa. Gol però. Ed è lui, 25esimo gol. Rud Van Nistelrooy. Rosso ancora, ma Dio Cristo. Mamma mia. Male. Gol di Veron, bravo Veron, però cazzo Jonsen sempre espulso, ammonito. Gol del Sunderland, attenzione. Raga, stiamo attenti. Togliamo Veron e mettiamo Paul Scholes. E mettiamo Roy Keane. Dai. Gol del Sunderland. E adesso rischiamo. Gol! Runda alla fine! Ti induro. È il nostro anno, ragazzi. La sfanghiamo in 10. Incredibile. Mamma mia. E l'Arsenal crollo. Arsenalia, coglioni. L'Arsenal non crolla. Ipswich Charlton. Milan passi in semifinale, ragazzi. Il calcio è strano.
sono le partite di Coppa. Cioè di Coppa di Nazionale. Ai ai ai. Ecco, Silvestre, 3 settimane, che bello. Siamo contro l'Everton, contro il Tottenham invece. Il buon Desailone. Questo stronzo. Gary Neville. E basta. Cerchiamo di chiudere il campionato così da dedicarci alla Champions. Gol di Sailone. Dai ragazzuoli, su. Cazzo, gol dell'Everton. Non può andare sempre bene. E invece sì, Ruud, Van Nistelrooy colpisce l'olandese. Standing ovation. E vinciamo. Mamma mia. L'Arsenal crolla, ragazzi. L'Arsenal crolla. Siamo vicinissimi alla Premier League. Altro trofeo nella bacheca. C'è la Coppa di Lega Middlesbrough-Liverpool. Crollo del Liverpool, vince il Middlesbrough. Allenatore del mese, signori. Beh, diciamo che qualche allenatore del mese l'ho vinto. Agosto, settembre, ottobre, novembre, marzo. Cioè, diciamo che non sto andando propriamente male. Diciamo così. Vai ragazzi, andata contro il Super Depor. Purtroppo siamo... anche Reitzinger non c'è. Andiamo. Sarà dura Riasor. Vediamo se possiamo tentare il trouble del 99. Partita dura il 3 aprile 2002. Gol del Depor, attenzione, non ho visto un bel Manchester. Sono già al 92esimo. Guardate che scivolata via in un secondo. Perdiamo 1-0. Pensate, c'è l'Olympiacos, la Roma, Roma-Lazio ai quarti, il Parma, ma che Champions. E rischiamo di andare fuori dai favoriti. Non ci credo. Super Depor maledetto. Milan vince con Rangers. Ai ai ai. Non ci facciamo anche il ritorno, poi ci becchiamo al prossimo video. Scioccante questa sconfitta. Scioccante, raga. Liverpool, si è capita con Liverpool, ovviamente. La squadra ha tanti impegni, vediamo. Il trouble, sta svanendo il trouble. Gol del Liverpool, attenzione. Il trouble sta svanendo.
Rud non è in grande condizione. Ma compare niente. Attenzione, gol del Liverpool. Sta svanendo tutto, signore. Sul più bello ci sta. Purtroppo il calcio è questo. Un campionato super dominatori, le coppe la stiamo buttando via all'ultima. Finale per il Liverpool. E sarà Arsenal-Liverpool la finale. Immagino. C'è il Charlton adesso. Vediamo se possiamo trattenere la crisi di fine stagione. Cacazzo. Gol di Veron. Gol di Veron. 20 gol di Veron. Sì. Ortega. Van Nistelrooy, 4-0 il campionato, siamo sempre stradominatori. Ok, sì, facciamo subito, me ne frego. Me ne fotto. Espulso Peter Parker. Gol di Ryan Giggs. 5-0. Siamo vicinissimi al titolo praticamente. E adesso però vediamo. Come invito all'Intertoto. Shevchenko l'ho dato. Grande Shev. Vai Aston Villa e poi Champions. Gol dell'Aston Villa, Balaban subito. Gol. L'olandese volante. Attenzione, gol dell'Aston Villa. Squadra che sta arrivando un po' cotta. Gol di Veron, bravo Juan Sebastian. Attenzione, l'Aston Villa, incredibile. E la andiamo addirittura a perdere. Però abbiamo un più 12, dai. Siamo un po' stanchi, Ci sta. Terza sconfitta stagionale. E adesso vediamo. Scema ragazzi, 35-25. Grande Milan.
Quando una volta il Milan era forte. Ok. Centrale. Gary Neville. Ok. Ci giochiamo tutto, raga, nella UEFA Champions League. Sta dominando il gol di Van Nistelrooy, ma calma, se ne prendiamo uno è finita comunque. Gol, calma, Gary Neville, calma. Calma, 3-0. Siamo abituati alle rimonte in Champions, ma calma Juan Sebastian. Ragazzi, scivola in semifinale. Massacrati. Avevo ancora la chance. Cazzo, Pugiola, 12 scemi al leone. E lo rubo io, cazzo. Come si fa un giocatore così poco? Offri contratto indispensabile. Ma sì. Milan Rangers, il Milan in finale. It's incredible con Liverpool, che credo. Sorteggio. Roma, Dortmund, Olympiacos United. Ma che cazzo di Champions? No, che credo, Fiori. Champions incredibile. Abbiamo una chance mostruosa di fare non il travel, però solito Champions League, se permettete, come un travel, cioè è che chiaramente la Coppa Italia è fondamentale, quando il Barcellona ha detto triplete è così. Raga, sotto il comando veneziano ci becchiamo per l'ultimo video, perché possiamo vincere tutto. Ciao!